TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario La Politica, il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani, con un proprio decreto, ha attribuito formalmente oggi le deleghe agli assessori della nuova giunta regionale. Auguro buon lavoro a tutti i componenti di una squadra che nasce coesa e molto motivata, sono state le sue prime parole dopo la firma del decreto. Siamo tutti chiamati, continua, a rispondere alle nuove esigenze che emergono dal tessuto sociale e a mantenere e implementare le molte eccellenze che già oggi fanno del Veneto una regione guida in campo nazionale. Come ho sempre garantito, si tratta di donne e uomini in possesso di competenze specifiche maturate sul territorio, di professionalità elevate e anche di entusiasmo per affrontare al meglio la nuova sfida amministrativa. Il nostro riferimento saranno i veneti e non a caso nelle deleghe ho inserito alcune innovazioni per rendere il lavoro, singolo e collegiale, quanto più rispondente a ciò di cui ha bisogno la gente. Cambiamo argomento. Avvia il percorso per la realizzazione di una biblioteca di Ateneo nella chiesa dello Spirito Santo a Venezia in fondamenta delle Zattere. Il progetto ottiene il via libera da parte di Senato e Consiglio di amministrazione e l'approvazione dell'Assemblea dei rappresentanti degli studenti di Ca' Foscari. È stato firmato oggi, martedì 16 dicembre 2025, dalla rettrice dell'Università Ca' Foscari di Venezia Tiziana Lippiello e dalla patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia, l'addendum al protocollo d'intesa del 2024 che stabilisce entro il 30 settembre 2026 l'atto di costituzione del diritto reale d'uso dell'immobile. La chiesa, chiusa da ormai più di 20 anni, diventerà quindi uno spazio dedicato allo studio e alla ricerca per studentesse, studenti, ricercatrici e ricercatori di Ca' Foscari e sarà aperto anche a tutta la comunità accademica e studentesca veneziana e alla cittadinanza. Un grande gesto di solidarietà a pochi giorni da Natale. Sulle note del Venezia Sounds, evento musicale benefico andato in scena lo scorso mese di ottobre, l'Emporio Solidale di Venezia ha ricevuto questa mattina 2 bancali di prodotti alimentari destinati alle famiglie bisognose, frutto della donazione promossa dalla Fondazione Ligabue. Questa mattina, come detto, la consegna dei bancali. I generi alimentari sono stati acquistati con i fondi raccolti in occasione di Venezia Sound, il concerto evento promosso da Fondazione Giancarlo Ligabue Medicine Rocks, nato per coniugare grande musica e sostegno alla ricerca scientifica, in collaborazione con Fondazione Humanitas per la ricerca. Parliamo di cultura. Evento off per il Festival delle Idee 2025. Venerdì 19 dicembre Andrea Pennacchi presenta in un doppio incontro all'M9 di Mestre, all'Auditorium Cesare De Michelis, ore 18:30 e 20:30, il suo nuovo libro, Una foresta di scimmie, edito da Marsilio, in dialogo con la direttrice artistica del festival Marilisa Capuano. Dopo il successo del primo giallo Se la rosa non avesse il suo nome, Pennacchi torna con una nuova indagine per William Shakespeare, questa volta ambientata tra le caglie e il ghetto di una Venezia rinascimentale, portandoci alle radici della letteratura, della fantasia e del thriller del drammaturgo inglese. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.